Oggi siamo a Parma davanti alla sede dell'EFSA per manifestare non contro, ma per chiedere una maggior trasparenza, una maggiore obiettività e una maggiore concentrazione e soprattutto ricerca nel valutare le conseguenze e cos'è veramente il cibo sintetico. Partito a Parma, diretto verso la sede di EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, il corteo nazionale organizzato da Coldiretti. Secondo una prima stima fornita dagli organizzatori, i partecipanti sono circa 20.000, giunti da tutta Italia a bordo di pullman. La manifestazione attraverserà il centro della città emiliana con 10.000 bandiere gialle dell'organizzazione e quella dell'Unione Europea, unite dallo slogan "Facciamo luce". Non è una protesta contro l'EFSA, ma una richiesta di maggiore trasparenza e attenzione scientifica nella valutazione dei cibi cellulari, ovvero i cibi sintetici creati in laboratorio, puntualizza Coldiretti. Inoltre siamo a Parma, che effettivamente è uno dei cuori pulsanti dell'agroalimentare italiano, per chiedere un'Europa ancora più forte. Abbiamo bisogno veramente oggi di un'Europa che ci sopporti, che ci dia una grande sicurezza nel nostro lavoro, perché se riusciamo a preservare l'eccezionalismo agricolo, se riusciamo a mantenere le nostre aziende vive, allora manteniamo vivi anche i nostri stati. Quindi è fondamentale che l'Europa ci supporti e che ci stia ascolto, perché l'agricoltura in Italia, ma anche in altri paesi dell'Unione, è un aspetto fondamentale, prima di ogni cosa.